Buonasera, alle principali notizie. A Messina una donna e la figlia di appena 3 mesi precipitano da un balcone, inutili soccorsi per la bambina morta al policlinico, gravissime le condizioni della madre. La miracolosa storia di un 67enne ragusano disperso dopo un tuffo in mare con gli amici, per 20 ore resta in acqua e raggiunge la riva da solo. Condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trapani, l'uomo che uccise a Pantelleria la compagna dandole fuoco. Continuano intanto gli episodi di aggressione. A Messina, arrestato un uomo violento. A Catania, coltellate al culmine di una lite sull'autobus. Un giovane aggredito per aver chiesto di abbassare la voce, fermato un colombiano. Medico e infermiera aggrediti a Gran Michele sull'ambulanza intervenuta per un malore. La responsabile del servizio lancia un appello: rispettiamo i soccorritori. Nozze VIP a Naro in provincia di Agrigento. Lo sposo, il fratello di Piero, il tenore del volo, che ha regalato agli sposi un'Ave Maria d'eccezione. In casa a Catania ufficiale la separazione con Daniele Faggiano. Dopo un anno di lavoro il ruolo di direttore sportivo affidato a Ivano Pastore. Il Catania Beach Soccer vince l'Euro Winners Cup, la Champions del calcio sulla sabbia. Per la prima volta la città di Catania nell'Olimpo del Beach. Ancora buonasera. Dunque a Messina una donna e la sua piccola di appena 3 mesi sono precipitate da un balcone. Inutili soccorsi per la bambina morta al policlinico in gravissime condizioni. La madre. Sentiamo Francesco Triolo. Aveva appena 3 mesi e volata giù insieme alla madre da un balcone al primo piano di questo complesso di Santa Lucia sopra Contesse, quartiere della zona sud di Messina, e per lei le ferite sono state talmente gravi che non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere intorno alle 17 nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove era stata trasportata insieme alla madre, una 41enne, anche lei in gravi condizioni. Un dramma che si è consumato nella tarda mattinata. A dare l'allarme un vicino di casa che ha sentito il tonfo dei 2 corpi appena arrivati a terra. Immediati soccorsi del 118, le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. Il padre, un 45enne che lavora in un'azienda di cancelli elettrici nella zona industriale di Larderia, è arrivato dopo pochi minuti. Sul posto agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Si sta valutando se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto volontario. Secondo le prime notizie raccolte dalle forze dell'ordine, sembra che la coppia non avesse particolari problemi e prende sempre più corpo l'ipotesi che la donna forse soffrisse di depressione postpartum. Disperso dopo un tuffo in mare con gli amici, dopo 20 ore in acqua è vivo e ha raggiunto la riva da solo. Questa è la miracolosa storia di un 67enne ragusano. Ce la racconta Veronica Barbarino. Praticamente è arrivato con le sue gambe da lì, ti dava l'impressione di uno che ha passato 20 ore in acqua. È accomodato, i nostri ragazzi gli hanno prima di tutto offerto dell'acqua, abbiamo fatto chiamare la famiglia e poi abbiamo chiamato il pronto soccorso. È miracolosamente vivo Federico Ottaviano, l'uomo dato per disperso domenica pomeriggio nel mare di Cava d'Aliga. Il ragusano 67enne, medico veterinario ed esperto velista, ha resistito in acqua 20 ore, acqua fortunatamente non fredda, che ha scongiurato l'ipotermia. Effettivamente sta bene, parla, scherza e ha anche raccontato un po' quello che è successo. Si è tuffato, la corrente sembra che l'abbia portato lontano dalla barca, era con la sua barca con degli ospiti. E niente, poi non si è fatto evidentemente prendere dal panico e ha fatto il morto e si è fatto trascinare dalla corrente. A quanto pare stamattina è arrivato in spiaggia e è riuscito a rimanere calmo e a non farsi prendere appunto dal panico. Lui ha visto qualche elicottero che passava, forse da lontano anche qualche motovedetta, però non sono riusciti ad individuarlo evidentemente. Increduli e felici parenti e amici, l'uomo, come da racconto, si è lasciato trasportare dalla corrente. Una volta vista la spiaggia ha nuotato verso la riva di Punta Regileone, a Marina di Modica, dove è stato soccorso dal 118 e trasportato al vicino ospedale modicano. Sta bene ed è solo frastornato.
Condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trapani, l'uomo che uccise a Pantelleria la compagna dandole fuoco, ma non si fermano gli episodi di aggressioni. A Messina è stato arrestato un uomo violento di 66 anni. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Uccise a Pantelleria Anna Elisa Fontana, la donna con la quale conviveva da 2 anni, in un modo orribile, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Per lei anni di vessazioni, minacce, botte, finiti nel peggiore dei modi. La Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Onofrio Nini Bronzolino, 54 anni, in carcere dal 22 settembre 2023, con l'accusa di aver ucciso a Pantelleria la compagna 50enne. La donna morì dopo 3 giorni di agonia e sofferenze indicibili per le gravissime ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. L'operaio edile palermitano avrebbe iniziato a inveire contro la donna nei pressi di un bar, poi arrivato a casa ha preso una tanica di benzina che teneva in magazzino e le ha dato fuoco. La donna ha tentato di spegnere le fiamme facendosi una doccia, ma le gravissime lesioni non le hanno lasciato scampo. Le indagini dei carabinieri fecero emergere, secondo la procura di Marsala, che l'uomo avrebbe agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto, a causa di una esagerata e ingiustificata gelosia. Denunce, condanne e norme di legge continuano però a non fermare i violenti. L'ultimo episodio a Messina, dove un uomo di 66 anni è stato arrestato e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per aver aggredito con calci e pugni l'ex compagna, procurandole un trauma cranico. Furia scatenata alla fine di un incontro che doveva essere chiarificatore, in cui la donna gli ribadiva la volontà di voler troncare definitivamente la relazione. Adesso a Catania, a coltellate dopo una lite sull'autobus, un giovane aggredito per aver chiesto di abbassare la voce. È stato fermato così un colombiano. Tonino De Mana. Si va in giro con troppi coltelli e basta un pretesto per aggredire e poco importa se in strada o su un autobus di linea. Un catanese di 26 anni è stato ferito con 2 fendenti da un colombiano bloccato dagli agenti delle volanti intervenuti in via Salomone Marino a Montepo dopo la segnalazione effettuata sulla linea di emergenza dal conducente del mezzo di trasporto. Il giovane portato in ospedale è stato giudicato guaribile in 7 giorni con ferite alla coscia e alla spalla, mentre l'aggressore era ancora comodamente seduto sul bus. Dopo aver accennato ad un tentativo di fuga alla vista del taser, il 28enne ha desistito arrendendosi. Sul sedile davanti a lui, nascosto tra alcuni fazzoletti, è stato trovato il coltello sporco di sangue. Il ragazzo aggredito ha raccontato che durante il tragitto in bus aveva chiesto al 28enne di smettere di gridare ed essere molesto con gli altri passeggeri. Per tutta risposta il colombiano ha estratto dalla tasca un grosso coltello, lo ha colpito alla gamba per poi tentare di raggiungerlo al collo. Dopo essere riuscito a schivare il secondo colpo, il 26enne è stato preso con una lama alla spalla. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118. Medico e infermiera aggrediti a Gran Michele sull'ambulanza chiamata per prestare soccorsi. Gli episodi si ripetono, la responsabile del servizio lancia un appello, dice rispettiamo i soccorritori. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Da Gran Michele la chiamata al 118, ma è proprio sull'ambulanza medicalizzata giunta sul posto per prestare soccorso a un uomo privo di coscienza che si è consumata l'ennesima aggressione. A metterla in atto un 50enne, l'uomo inizialmente era in uno stato saporoso. Dopo averlo riposto nella lettiga, lo staff medico ha iniziato le terapie, mentre l'ambulanza si apprestava a raggiungere l'ospedale Gravina di Caltagirone. Ma il paziente, risvegliandosi, ha aggredito il medico dandogli una testata e ha sferrato un calcio all'infermiera per poi darsi alla fuga. Attimi di panico con l'autista dell'ambulanza che ha dovuto chiamarne un'altra per prestare soccorso al medico, che ha una prognosi di alcuni giorni, e all'infermiera che se l'è cavata solo con un grandissimo spavento. Diventa sempre più difficile il lavoro dei sanitari, si rischia che nessuno più voglia svolgere alcuni servizi, dice la dottoressa Isabella Bartoli, che lancia un appello. L'emergenza 118 è veramente ormai un pilastro della sanità e questo personale lavora con abnegazione e con grande professionalità, anche con grandi difficoltà. Si occupano del momento più delicato del paziente, cioè quando proprio nel momento tra la vita e la morte, fragilità massima del soggetto, sono persone che meritano il massimo del rispetto. L'aggressore pare sia una persona nota a Gran Michele e rischia adesso una denuncia. A Catania, nel quartiere di Picanello, scoperto un pregiudicato che continuava a spacciare indisturbato sotto casa nonostante fosse ai domiciliari. La droga trovata poi in un insolito nascondiglio. Sentiamo Simona Mazzona.
A colpire l'attenzione dei poliziotti è stato un insolito via vai di persone in un condominio di via Urzì nello storico quartiere Picanello di Catania. Ma è stato soprattutto l'atteggiamento di un 39enne in quel momento agli arresti domiciliari per spaccio di droga che, infilando la mano dietro un altarino votivo, ha preso un involucro nascosto in una nicchia per consegnarla a un altro uomo. Si è scoperto così che il pregiudicato catanese continuava a spacciare indisturbato sotto casa. I poliziotti delle volanti hanno fermato entrambi. Il cliente, che nel contempo era entrato in auto, è stato trovato in possesso di un involucro di plastica con all'interno la cocaina che aveva appena acquistato, mentre il pusher, residente proprio in quel condominio, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina e oltre 300 euro in contanti. Inoltre, dietro il muretto in strada, gli agenti hanno trovato un bilancino per pesare la droga e una dose di crack. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre lo spacciatore 39enne è stato arrestato e portato in carcere, non solo per detenzione di stupefacenti e spaccio, ma anche per evasione. L'uomo fermato in auto invece è stato segnalato alla prefettura. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare che dispone anche per gli studenti delle superiori dal prossimo anno scolastico il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e in generale in orario scolastico. Adesso a Taormina le famiglie dei bimbi ricoverati in attesa di un intervento hanno passato la notte accampate davanti al centro di cardiochirurgia pediatrica per scongiurare la chiusura. Sentiamo Simona Mazzona. Siamo qui in presidio e ci rimarremo affinché non avremo delle risposte chiare e certe. Non mollano le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in presidio permanente giorno e notte per scongiurare la chiusura dell'ospedale già fissata per il prossimo 31 luglio. Sono una trentina provenienti da ogni parte dell'isola e si alternano qui con turni programmati per non mollare la presa. Ciò che vogliono sono risposte, ma soprattutto fatti concreti che solo Regione Siciliana e Ministero della Salute in questo momento possono fornire. Invitiamo sia il Presidente Schifani che il Ministro Schillaci che le promesse, le belle promesse che sono state fatte il 4 luglio dell'anno scorso vengano messe in pratica. Chiedono che anche il sindaco De Luca, sempre pronto alla battaglia, si unisca a loro. Visto che è il sindaco di questa città e soprattutto più volte ha mostrato interesse e ha detto che ci avrebbe lavorato, che avrebbe fatto tante cose per questo reparto, venisse qua a parlare con noi genitori. Almeno una proroga, come accaduto in passato, consentirebbe un po' di respiro a queste famiglie. Ci auguriamo che l'ospedale venga inserita nella rete ospedaliera, ci auguriamo al più presto e sarebbe un sogno, speriamo non troppo lontano, quello di arrivare alla deroga. I loro bimbi hanno necessità di essere curati qui, sono cardiopatici con bisogno di assistenza, interventi, controlli costanti, ma anche di professionalità e umanità che qui hanno trovato nel personale medico e infermieristico, dove anche le famiglie hanno ricevuto accoglienza e supporto psicologico. Una breve pausa e poi a Salina per il Mare Festival. A Salina cala il sipario sulla 14ª edizione del Mare Festival, premio Torisi, che quest'anno ha superato ogni aspettativa di presenze sull'isola, e a ricevere il premio nell'ultima serata l'attore Alessandro Preziosi. Eva Spampinato. L'intrattenimento che ho ricevuto nell'adolescenza di Massimo Troisi è stata una cosa che, come dico spesso, rappresenta una animazione dell'intrattenimento. È come se lo potessi equiparare a Holly e Benji, a Mazinga. Per me Massimo Troisi era come Maradona, mi bastava guardarlo allo stadio da lontano, guardarlo in televisione. Alessandro Preziosi immortala così Massimo Troisi, il grande attore e regista napoletano, in occasione della consegna del premio Troisi alla carriera nel suggestivo scenario di Salina durante l'ultima serata della 14ª edizione del Mare Festival, diretto dal giornalista Massimiliano Cavaleri. L'amatissimo attore, anche lui napoletano, racconta poi un aneddoto legato alla sua vita familiare e anche a Troisi. Stavo ad una cena e mia figlia non si sentiva molto bene, aveva mangiato male, non so cosa avesse, e istintivamente, pensando che fosse magari in difficoltà perché c'erano tante persone, ho detto va bene, ti metto Non ci resta che piangere. Mi sono girato con la coda dell'occhio e ho detto allora come va?
meglio. Ricordati che devi morire! No, mo me lo segno proprio. Cala dunque il sipario sul festival che ricorda la figura di Massimo Troisi, che a Salina girò Il Postino, uscito al cinema 31 anni fa e diventato il suo film testamento. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? No, che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì! Nozze VIP a Naro in provincia di Agrigento, lo sposo è il fratello di Piero, il tenore del Volo, che per l'occasione ha regalato agli sposi un'Ave Maria d'eccezione. Sentiamo Desire Ferlito. Quando hai molto budget al tuo matrimonio e puoi permetterti Piero del Volo per intonare l'Ave Maria. È solo uno dei tanti commenti a questo video spopolato su Instagram, ma Piero non è stato di certo ingaggiato e non è un ospite come gli altri, ma il fratello molto somigliante dello sposo. Insomma, Naro, in provincia di Agrigento, paese d'origine della famiglia Barone, ha vissuto lo charme di un matrimonio VIP per il matrimonio di Francesco Barone e Rita. L'emozione degli invitati è palpabile quando la voce del tenore, visibilmente emozionato, ha lasciato tutti a bocca aperta durante la cerimonia in chiesa. Presenta alle nozze tra gli invitati anche Gianluca Ginoble, che insieme a Piero ha poi intonato durante i festeggiamenti del ricevimento una My Way da brividi. Nel corso della festa gli sposi hanno anche ballato sulle note di alcuni pezzi celebri del Volo, come ad esempio Grande Amore, che sia un augurio per i novelli sposi. Una breve pausa allo sport. In casa del Catania ufficiale la separazione con Daniele Faggiano e poi il beach soccer e anche il calcio a 5. Eccoci al calcio. In casa Catania ufficiale la separazione con Daniele Faggiano dopo un anno di lavoro. Il ruolo di direttore sportivo affidato a Ivano Pastore. Marco Carli. Ufficiale la risoluzione consensuale con Daniele Faggiano, il ruolo di DS affidato a Ivano Pastore. Le notizie della scorsa settimana trovano riscontro con l'ex direttore sportivo e addio dopo un anno di lavoro a Catania. Il saluto del vicepresidente Grella arriva attraverso una nota. Auguriamo, si legge, al direttore le migliori fortune personali e professionali. Lo ringraziamo per il lavoro svolto e l'impegno generosamente profuso anche nei periodi più complicati. Pastore, che potrebbe essere affiancato da un'altra figura dirigenziale che riscadenza il 30 giugno, vede un rinnovo del suo contratto con la durata di 2 anni. Cambia dunque, come anticipato, la guida dell'area sportiva. Pastore già si è proiettato sul calciomercato con l'indicazione di acquisire 6-7 giocatori e la necessità di trovare collocazione per circa il doppio dei tesserati. Insomma, un lavoro importante per una stagione che, nelle intenzioni del club, vuole vedere un Catania protagonista in campionato che possa lottare per il primato. Per questo sarà indispensabile anche il lavoro che si sta facendo per arrivare alla gara che potrà portare all'acquisizione di Torre del Grifo, che potrebbe tornare ad essere la casa del Catania, una sezione che nel caso sarà di pertinenza del nuovo direttore generale Alessandro Zarbano, che sarà presentato a breve. Il Catania Beach Soccer vince l'Euro Winners Cup, la Champions del calcio sulla sabbia. Ancora Marco Carli. Catania sul tetto d'Europa, la pagina di storia che inorgoglisce città e regione la scrive il Catania Beach Soccer. La squadra del presidente Bosco, guidata in panchina da Fabrizio Santos, vince la Euro Winners Cup e si laurea campione continentale. Una soddisfazione incredibile per un club esempio di programmazione che vendica anche il tentativo non riuscito di 10 anni fa. L'obiettivo centrato per la prima volta rende i rossazzurri più forti del continente, anche la finale lo ha dimostrato. Un po' come il Paris Saint-Germain nel calcio, Catania nel beach soccer. Il dominio è
netto, anche con gli israeliani del Falfala, lo dice il risultato finale, 6-1. Solo in avvio gli avversari si rendono pericolosi, poi è apoteosi Etnea. Fra primo tempo e avvio del secondo, Tanger e Padiglia segnano le reti già viste, la terza è di Mauricinho che trova prima un super Elliott e poi va a segno. Il 3-0 indirizza il match. Rafael Padiglia, miglior portiere del torneo, è come sempre decisivo fra i pali per conservare il vantaggio, soprattutto su Rodrigo, il migliore fra gli israeliani che riescono anche ad accorciare. Ma il Catania Beach Soccer ha personalità e si vede ripristina la distanza di sicurezza ancora con Mauricinho e allunga. Prima Ponzetti per il 5-1 e poi Ighigno per chiudere la contesa con Tanger eletto MVP, 18° titolo per la squadra catanese, il più importante di una storia di successo a tinte rosso-azzurre. Calcio a 5, meta Catania in finale scudetto. Come l'anno scorso, i rossazzurri campioni d'Italia in carica hanno eliminato Genzano e per l'atto conclusivo attendono Napoli. Il servizio. Dopo una partita infinita, la meta Catania, fra ribaltoni, sanzioni disciplinari e tempi supplementari, va in finale e troverà ancora Napoli come nella finale dell'anno scorso, come in questa stagione nell'atto conclusivo della Supercoppa vinta dagli Etnei. Per raggiungere la terza finale scudetto in 5 anni, la squadra del presidente Musumeci passa da una gara epica. Va sopra 3-0 con Salamone, Henderson e Silvestri, ma Genzano incredibilmente rimonta. Catania torna avanti, ma su rigore per un fallo di mano di Salamone espulso, i laziali ritrovano il pari. Una parola di troppo di Micheletto innesca la bagarre che porta ad altri 4 rossi, 2 per la meta, Quarra e Tim. Siamo stati meglio che Genzano, ma questo sport è così, in qualsiasi momento si può segnare. Abbiamo potuto segnare il 4-0, non l'abbiamo fatto e loro hanno preso fiducia dopo al 3-1. Si va ai supplementari e Genzano passa addirittura in vantaggio, ma la meta non si scioglie, anzi reagisce alla grande. Prima pareggia con Pulvirenti e poi dilaga verso l'8-5 finale. Pubblico della Pala Catania in estasi. Sabato, gara 1 della finale scudetto a Napoli, il 25 giugno gara 2 alle 20:30 a Catania. Eventuale bella sempre a Catania, ma il 28. La meta campione d'Italia va a caccia del bis. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.